Buon pomeriggio, bentrovati e benvenuti a questo appuntamento con il Focus del lunedì che è dedicato allo sport. In queste settimane chiaramente tanto spazio al mercato e al ritiro delle siciliane. Cominciamo come sempre con il Catania, parleremo anche di Palermo, andremo anche a Messina. Intanto prima chiaramente in scaletta c'è Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Allora Alessandro, mentre scorrono già le immagini, possiamo vederle, ieri il Catania è andato in campo per un primo test, una prima amichevole dopo una settimana diciamo, di lavoro e di fatica ad Assisi, finita 7-0 per la squadra di Toscano, che evidentemente ancora non ha i giusti ritmi, non ha ancora anche la squadra al completo, il tecnico rossazzurro. Di questo parleremo fra non molto, però certamente alcune indicazioni si possono già trarre. Sì, Angelo, è ovvio che l'occhio era principalmente puntato sui nuovi. Indubbiamente il fatto che D'Andrea alla prima uscita abbia due volte timbrato il cartellino, lo stesso Luperini. Insomma, vale quello che vale, nel senso è sempre calcio di luglio, però è chiaro che sono contingenze che danno fiducia ai nuovi arrivi, agli stessi dirigenti che chiaramente vedono esplicitato sul campo quello che è stato un lavoro di selezione di taluni giocatori. Però come contraltare, Angelo, c'è ovviamente un quadro più complessivo che ancora non lascia sereni i dirigenti del Catania, in considerazione del fatto che ieri avete visto c'erano 14 convocati a fronte di una pattuglia molto più ricca di convocati per il ritiro di Assisi, e questo è un segno ben preciso, un segnale ben preciso di quello che il Catania ha posto nei confronti dei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico per la prossima stagione. E quindi Toscano, ovviamente il Catania, ha preferito convocare appena 14 unità per mettere una sorta di linea di demarcazione tra questi 14 e gli altri, al netto ovviamente di quelli che non erano disponibili per ragioni di carattere fisico, e quindi da lì possiamo anche renderci conto delle difficoltà con cui oggi il Catania, che ha già fatto comunque importanti e numerose operazioni in entrata, ha difficoltà evidentissime a liberare i posti in questo momento occupati dai giocatori cosiddetti in esubero, che potrebbero essere utili appunto a completare l'organico e a dare a Mimmo Toscano da subito tutte le soluzioni necessarie per fare una stagione di un certo livello. Alessandro, Però, prima ecco, di andare avanti, prima sì. di addentrarci nel mercato, sentiamo cosa ha detto Toscano al termine della partita, così archiviamo diciamo, questa prima settimana di ritiro e poi ci possiamo dedicare a quelle che sono le trattative che chiaramente vanno poi inquadrate in un'ottica più ampia e completa relativa anche alle operazioni in uscita. Sentiamo Toscano. Vedo grande disponibilità da parte dei ragazzi, si sta facendo fatica, anche oggi hanno fatto le poche cose che abbiamo provate durante questa settimana, ma l'hanno fatto con concentrazione, con attenzione, con impegno, nonostante i carichi di lavoro fossero pesanti. C'è tanto ancora da lavorare. Partiamo da una base della passata stagione dove bisogna alzare il livello per poter colmare il gap con le squadre competitive e diventare una squadra che competerà fino all'ultima giornata con le altre. Però vedo un buon atteggiamento che dobbiamo mantenere e migliorare giorno dopo giorno. Allora, queste sono chiaramente le aspettative, le premesse di Toscano, alla luce anche di quanto visto ieri. Adesso il mercato, Alessandro, dicevi prima che ci sono difficoltà in uscita, nonostante questo il Catania comunque guarda sempre anche alle operazioni in entrata perché deve completare l'organico poi per mettere a disposizione diciamo, la squadra, la lista completa dei giocatori per affrontare il campionato.
Beh, soprattutto l'attacco, Angelo, che credo rispetto agli altri reparti sia in questo momento quello un po' più a corto di soluzioni, perché insomma è fatto noto che Di Carmine, Chiricò, Costantino, Marsura, Chiarella è già andato in prestito. Sono tutti giocatori che facevano parte del reparto d'attacco la scorsa stagione che non rientrano nei piani del Catania. Non consideriamo De Luca e Popovic che l'anno scorso insomma, hanno fatto pochissime apparizioni prima di essere ceduti in prestito. Anche Bocic è andato al Taranto. Fatto tutto questo preambolo, è evidente che in questo momento il reparto che ha bisogno di maggiori innesti è il reparto d'attacco. E allora abbiamo preparato quella che è diciamo, la griglia dei possibili candidati a rafforzare il reparto offensivo rosso-azzurro e abbiamo posto l'accento su Merola, che insomma è il giocatore che strappa con fantasia, con realizzazione nei piedi, ma è un giocatore che costa tanto. Il Catania ha da tempo trattato l'acquisto di Merola col Pescara, che è il proprietario del cartellino, e sta cercando di inserire delle contropartite tecniche, non soltanto Curado, ma anche altri giocatori, così da poter abbassare il costo del cartellino. Il Pescara all'inizio sembrava porre un veto su questa soluzione prevedente appunto più contropartite oltre Curado che aveva il gradiente del Pescara, ma sembra che nelle ultime ore i club stiano ridiscutendo di questa operazione molto ampia che potrebbe appunto risolvere quella che è la distanza attualmente esistente tra la valutazione che è del cartellino che fa il Pescara di Merola e quello che invece il Catania intende controproporre al club abruzzese. Possiamo dire che tra le opzioni in uscita da Pescara per Merola, quella di Catania in questo momento è la più probabile. Gli altri candidati al reparto attacco che abbiamo evidenziato sono Guido Gomez del Crotone, ne avevamo parlato già alcune puntate fa, giocatore ben strutturato con abilità sia con i piedi che con la testa, giocatore che insomma si è messo in luce pur nella travagliata stagione vissuta al Crotone l'anno scorso. È uno dei giocatori seguiti con maggiore attenzione al Catania, che non ha rinunziato alla possibilità di arrivare all'Escano della Triestina, nonostante le voci che si sono diffuse negli ultimi giorni circa un reintegro, definiamolo così, di Lescano alla Triestina. In realtà Lescano continua a essere sul mercato. Evidentemente la mossa della Triestina è probabilmente funzionale a monetizzare di più per la cessione del suo centravanti argentino. Il Catania continua a essere vigile appunto sull'Escano, ritenuto giocatore che in questa categoria ha sicuramente dimostrato di poter fare la differenza. Il nome nuovo che si è diffuso negli ultimi giorni e che confermiamo è quello di Mario Ravasio. Il cartellino è della Lucchese, ma nell'ultima stagione si è ben distinto con la maglia del Sorrento. Anche lui lo vedete dalla foto, un giocatore, un attaccante molto strutturato che andrebbe a completare il reparto attacco con Pietro Cianci. Però possiamo dire nella scaletta delle valutazioni tecniche, possiamo dire che tra i tre che abbiamo citato c'è Lescano e Gomez e Ravasio. Ravasio diciamo è l'ultimo di questa scusate possibile griglia. Alessandro, Ti do la linea, Angelo, sì. scusami. Sì. Vai. Puoi andare Alessandro. Problema evidentemente con la voce per Alessandro. Adesso torniamo da te.
abbiamo qualche problema, ma quindi queste sono le operazioni previste, diciamo, per quanto riguarda il reparto offensivo del Catania, ma ci sono anche delle operazioni in uscita a cui il Catania sta lavorando. Una tra tutte è quella che porterebbe Welbeck al Taranto, se non dico male. Sì, è vero, come pure dobbiamo leggere tra le convocazioni di ieri alcune indicazioni in uscita, perché non sono stati convocati e non erano infortunati, per esempio Zammarini e Tejo. Quindi probabilmente il Catania ha deciso di privarsi questi due giocatori. Tejo era una sorta di così ballottaggio con Sturaro su chi restava. Il fatto che Sturaro ieri è stato convocato e ha giocato lascia intendere che se Sturaro ovviamente ha superato i problemi fisici che lo hanno afflitto la scorsa stagione, è il prescelto tra lui e Tejo, andrebbe a completare un reparto che con l'arrivo di Luperini è molto ricco di soluzioni. Quindi in quest'ottica dobbiamo immaginare che anche Zammarini, che ieri non è stato convocato, possa lasciare la maglia rossa-azzurra. Sono già in uscita a centrocampo, ma lo erano già lo stesso Latinetti, Zanellato, quindi c'è tanto lavoro insomma, di sfoltimento della rosa sia a centrocampo ma anche in difesa, perché per esempio la mancata convocazione di Monaco ci dà appunto un'idea di quello che può essere la decisione del club di non continuare col figlio di Gennaro Monaco, e quindi ecco, ci sono dei segnali ben precisi che arrivano da Assisi, ma per poter tramutare in fatti concreti queste cessioni bisognerà purtroppo attendere, secondo me, gli ultimi giorni di mercato, perché le dinamiche suggeriscono ai procuratori di aspettare insomma più tempo possibile affinché poi il Catania, tra virgolette, si trovi con il cerino in mano, perché insomma stiamo parlando di giocatori che hanno ingaggi importanti e pur di liberarsene magari negli ultimi giorni di mercato il Catania può entrare su ragionamenti che adesso preferisce non fare. Quindi è un lavoro molto complesso che in questo momento impegna la dirigenza rossaazzurra. Di positivo c'è che comunque di innesti ce ne sono stati diversi e tra l'altro di notevole qualità. Il colpo Luperini è un colpo molto importante, una mezzala che sicuramente in Serie C può dare tantissimo a livello di qualità, di quantità, di realizzazioni. Il Catania con Luperini secondo me ha fatto davvero un gran colpo. Allora Alessandro, ci fermiamo qui per quanto riguarda il Catania. Noi ci ritroviamo la settimana prossima, lunedì prossimo, e sarà anche l'ultima finestra, diciamo, di questo mese di luglio sul mercato per quanto riguarda l'appuntamento con il Focus del lunedì, in attesa poi chiaramente di riprendere con le nostre produzioni sportive che scatteranno con l'arrivo del calcio che vale i 3 punti, con l'arrivo chiaramente anche del campionato. Grazie ad Alessandro Vagliasindi. Grazie Alessandro. Ci fermiamo per qualche momento, andiamo in pubblicità, fra poco ci colleghiamo, anzi lo vedo già in collegamento, Marco Goulart per parlare di Palermo, collegheremo anche Sergio Colosi per parlare di Messina, tutto questo fra pochissimo. Ci ritroviamo in studio, adesso come annunciato andiamo a collegare Marco Goulart per parlare di Palermo. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. E in viaggio Marco Goulart, lo vediamo subito. Allora adesso andiamo a Messina, sentiamo anche e salutiamo Sergio Colosi. Terraferma per Sergio Colosi, non calcisticamente parlando comunque. Grazie Sergio, fra poco veniamo da te, ci racconterai di questo primo acquisto e magari della decisione di andare in ritiro a Zafferana del Messina, ma intanto andiamo con il Palermo che in qualche modo ha riscattato la sconfitta che ha subito contro la squadra di terza serie svizzera, ha battuto il Monza nell'amichevole di sabato per 1-0, segnali reputati positivi da Dionisi rispetto alla prestazione precedente.
Sì, Angelo, infatti è stata una partita che ha un po' poi insomma cancellato quello che era stato assolutamente uno scivolone da calcio estivo, ovvero la sconfitta del Palermo contro una rappresentativa di terza categoria svizzera, con una sconfitta per 1-0. Il Palermo invece ha reagito, anche questo significa insomma che pian piano, gradualmente Dionisi e la sua squadra ovviamente mettono benzina nel serbatoio. Lo stiamo anche vedendo dalle immagini, bel gol di Di Francesco che ha poi deciso il match contro il Monza, che lo ricordiamo è una squadra di rango superiore, di categoria, ovviamente giocherà in Serie A. Palermo comunque ha dato anche una dimostrazione di solidità soprattutto in difesa, ha subito poco, ha gestito bene palla. Se dobbiamo invece trovare delle note negative, diciamo che ancora Brunori non è assolutamente al top della condizione, non è amalgamato per niente ai dettami tattici del suo nuovo allenatore. Ciò significa due cose: uno, che sicuramente deve migliorare nella preparazione atletica ma anche psicologica; due, che probabilmente insomma ha qualche mal di pancia in più e che magari aspetta qualche chiamata dalla Serie A. Era così, era il suo obiettivo, quello di giocare quest'anno in massima serie, però al momento non sono arrivate delle offerte concrete. L'unica offerta importante è arrivata dalla Cremonese, che sarà poi tra l'altro un antagonista del Palermo verso la corsa in Serie A, per la Serie A, e quindi è arrivata un'offerta alla Cremonese di 5 milioni di euro che il Palermo ha rispedito al mittente. Quindi non sono arrivate delle offerte allettanti dalla massima serie, e in questo momento Brunori resta un giocatore del Palermo. Un ritiro intanto concluso con questa amichevole, meglio prima parte del ritiro concluso, perché il Palermo adesso volerà a Manchester, dove tra l'altro giocherà due amichevoli abbastanza significative. Una la giocherà contro il Leicester, che dalla Championship è stato promosso in Premier League, lo sappiamo tutti, il miracolo del Leicester con Claudio Ranieri in panchina, qualche anno fa appunto trionfò in Premier. E poi una amichevole contro l'Oxford, tutti ovviamente test che permettono alla Palermo sicuramente di crescere, di migliorare e di conoscersi meglio. Sentiamo le parole di Gomez, centrocampista del Palermo, che fa un bilancio, traccia un bilancio di questo primo segmento di precampionato. Abbiamo lavorato forte, abbiamo messo tutto nel campo, nella palestra, per essere pronti. E sensazioni bene. Il mister è arrivato con le sue idee e prova di trasmettere alla squadra, e siamo tutti sulla stessa strada, quindi il rapporto è buono con lui. Sì. No, lui ha chiesto tatticamente solo volontà, disponibilità e energia per essere pronti. Noi sappiamo che dobbiamo fare meglio dell'anno scorso, perché la Serie B è un campionato molto difficile, ma stiamo lavorando forte e bene per essere pronti per la stagione. Negli ultimi 30 secondi ci dici a che punto è il Palermo con Blin. Le visite mediche sono state effettuate, il contratto è stato firmato, ti chiedo? Sì, assolutamente sì, visite mediche fatte. Blin raggiungerà i suoi nuovi compagni in ritiro a Manchester, quindi lo possiamo virtualmente definire un nuovo giocatore del Palermo, così come Pierozzi, che era una trattativa, sembrava definita, poi c'è stato un grosso blackout in questo affare, però Pierozzi adesso ha trovato l'accordo con il Palermo l'ha trovato con la Fiorentina, e anche Pierozzi lo possiamo ritenere un nuovo giocatore del Palermo. Bene, ci aggiornerai chiaramente di movimenti eventuali di mercato del Palermo nel corso dei nostri telegiornali. Grazie a Marco Gullà per questo suo contributo. Ci rivediamo con il Focus Sportivo lunedì prossimo. Adesso vado a Messina. Qualcosa si muove, non tantissimo. Domani pomeriggio c'è attesa per questa contestazione della tifoseria organizzata nei confronti dell'attuale proprietà del club della città dello Stretto. Oggi però è arrivato l'annuncio di un acquisto, il primo, e soprattutto insomma comincia la stagione di fatto con il ritiro, anche se andranno nelle convocazioni, ci saranno, immagino, alla lista dei convocati 5 giocatori. Sergio.
Sì, qualcosa si muove, ma non quello che può dare sostanza, può dare corpo, può dare significato ad una stagione che deve iniziare anche per il Messina, come il resto delle squadre professionistiche di tutte le categorie, dalla Serie A alla Serie C. E quella che in assoluto è più in ritardo è la madre di tutti i ritardi, è dovuto a questa trattativa che non è mai finita tra questo fondo americano e il presidente Sciotto, che comunque, a mio avviso, come ho sempre sostenuto, dà la sensazione il Messina di non volerlo assolutamente dare. Credo che la trattativa sia bloccata perché il presidente Sciotto chiede una parte delle quote, infatti si parla non di cessione al 100% ma della parte di maggioranza, delle quote di maggioranza del club, e vuole anche proseguire sotto l'aspetto tecnico in quella che è la gestione. Non a caso ha confermato il tecnico Giacomo Modica, questo sta bene, ha preso poi il direttore sportivo Giuseppe Pavone, che sta cercando di muoversi e di operare per consegnare a Modica, che da domani dovrà far faticare i giallorossi dell'immediato futuro, forse del domani, perché poi bisognerà vedere quanti di questi arriveranno in prova e effettivamente saranno tesserati dal Messina. Il primo di tutti è Diego Simonetta, 22 anni, un centrocampista con un recente passato tra Treviso e Casale, però dovrebbero arrivare anche tanti altri giovani, il portiere Flavio Curtosi, un terzino Francesco Pistolesi, un trequartista Leonardo Piedicillo, e poi due centrocampisti, Manuel Di Palma e Domenico Anselmo, quest'ultimo dalla Vibonese. Sembra già un giocatore più formato rispetto agli altri, insieme al portiere Curtosi. Non è questo però il Messina che può affrontare il campionato, non c'è dubbio. Giacomo Modica ha bisogno di altri elementi, e tra l'altro ha perso anche Mausso, che è stato trasferito al Foggia, e Mausso vuol dire 10 gol, al Foggia ci è andato anche Zunno, che vuol dire 7 gol, sono 17 dei 41 che l'anno scorso ha segnato il Messina, che su queste basi rischia di essere davvero la Cenerentola del campionato di Serie C se non interverranno fatti nuovi e concreti e reali. Sergio, quanto può essere importante domani pomeriggio questa manifestazione della tifoseria organizzata giallorossa, che in qualche modo proveranno a fare sentire la loro voce di dissenso rispetto a quella che è l'attuale conduzione della società, ma soprattutto dell'attuale proprietà? E fino adesso il presidente Sciotto ha sentito il dissenso della tifoseria attraverso i social, che ormai sono diventati comunque un mezzo di comunicazione, attraverso gli striscioni, attraverso qualche contestazione allo stadio, come è stata l'ultima giornata, ma adesso credo che si sia scritta davvero la parola fine nel rapporto tra i club organizzati, ma la città, i tifosi che da anni non vengono più allo stadio, che vogliono sentire parlare di un Messina diverso, anziché questo approssimativo gestito da Pietro Sciotto, che certamente ha avuto i suoi problemi di salute. Gli auguriamo una pronta e immediata ripresa, però il Messina ha finito il campionato quasi 3 mesi fa, quando si sapeva benissimo che si poteva organizzare la società. Le problematiche invece sono di altra natura, sono di investimenti e sono ben altre, per cui domani i tifosi faranno sentire il loro dissenso, faranno sentire con la massima serenità e nel segno della pace assoluta, però daranno un segnale forte al presidente Pietro Sciotto di un rapporto che ormai è definitivamente interrotto e compromesso. Ci farai dunque sapere, ci racconterai cosa avviene a Messina nel corso dei nostri telegiornali. Grazie anche a Sergio Colosi per questi aggiornamenti. Grazie a te Angelo, buon pomeriggio. Messina. Buon pomeriggio Sergio. Noi ci ritroviamo con il Focus Sportivo, Sicilia 24 Focus Sport lunedì prossimo. L'augurio a tutti voi di un buon pomeriggio.